Giovani, buongiorno e ben ritrovati sul canale di Neapolis 1926. Per prima cosa iscriviti al canale, è gratis. Io mai mi sarei aspettato tutto fuorché queste notizie di calciomercato così clamorose. Se ne sta parlando da questa mattina a Napoli, l'ha lanciata prima il Corriere dello Sport, poi la Sport Mediaset, la Gazzetta. Tutti i vari giornali questa mattina ne parlano. Benissimo. Io non so se piangere, perché sarebbe uno smacco clamoroso, sinceramente. Allora, ma partiamo dal principio. Allora, Giovanni Di Lorenzo avrebbe chiesto la cessione a Manna, al nuovo DS. Sapete tutti che Manna in questi 2 giorni che è già stato a Castelvolturno sta parlando singolarmente con i giocatori del Napoli, che sia Kvara, che sia Lobotka, con tutti quanti. Benissimo, cosa ne è uscito oggi secondo il Corriere dello Sport? Che Giovanni Di Lorenzo avrebbe chiesto la cessione al nuovo DS del Napoli perché si sente svuotato dall'esperienza di quest'anno e quindi vorrebbe cambiare area. Dice Francesco Modugno di Sky Sport: Di Lorenzo è tentato dalla Juventus, dall'Inter e dall'Atletico Madrid. Il capitano si sente svuotato, avrebbe manifestato un certo malumore nei confronti di Manna. Caro Giovanni Di Lorenzo, tu ti senti svuotato, no? Dopo una stagione del genere. Tu pensa a noi poveri cristi di tifosi che non arriviamo a fine mese, voi almeno prendete 3-4 mila euro al mese, pure di più, perché poi facendo il calcolo di quanto guadagnate è capace prendete pure 300-400 mila euro a mese per tirare 2 calci a un pallone. Ti senti svuotato di cosa? Che questa doveva essere la tua stagione della riconferma, che la passata stagione non è stata una stagione dove hai avuto un power up clamoroso, invece quest'anno ti senti svuotato. Ora il nuovo trend dei giocatori del Napoli è siamo svuotati. Io questa cosa del suo procuratore, no? Sapete tutti che il contratto gli scade nel 2028, quindi è un contratto ancora lungo quello che lega Di Lorenzo al Napoli, ma sappiamo tutti com'è il suo grande assistito, no? Chi è il suo grande Giuffredi? Ti pareva, no? C'è sempre Giuffredi quando ci sono i giocatori di Giuffredi in mezzo. Di Lorenzo vuole lasciare Napoli, non voglio commentare questa notizia né aggiungere altro. Ve lo dico io cosa succederà in questo momento. Che Di Lorenzo vorrà un aumento di contratto, un nuovo aumento di contratto, e ve lo dico io. Perché Giuffredi fa sempre questa cosa. No, il giocatore va via. Vuoi il giocatore? Allora ci parlo, lo faccio rimanere a Napoli. Tu lo vuoi? Ah, guarda che c'è l'Atletico di qua, guarda che c'è il Real Madrid di là. L'ha già fatto varie volte. E sinceramente hai rotto il cazzo. Scusatemi la parola. Sinceramente hai rotto il cazzo, perché non è possibile che una società come il Napoli sia tenuto e stritolato per le palle da gente come questa. Vuoi andare via? Bene, porta una squadra. Si è valutato 40 milioni, porta un'offerta da 40 milioni, prendi, la porta è quella, vai. Perché ora bisogna iniziare a fare così, ragazzi. Non guardare in faccia a nessuno. Ve l'ho detto, dovrà essere rivoluzione. Una rivoluzione totale non potrà mai essere, perché è impossibile fare una rivoluzione totale con la squadra attuale. La squadra quest'anno è andata troppo male, ma siccome Di Lorenzo vuole giocarsi la Champions League e quindi l'Inter, la Juventus e l'Atletico Madrid giocheranno la Champions League, questi sono i risultati. Dopo che hanno fatto una stagione così deludente e molto probabilmente dopo 14 anni, 15 anni, non mi ricordo, il Napoli potrà essere escluso da tutte le competizioni europee. Per merito vostro, cari giocatori, perché in campo ci vanno anche i giocatori, non solo l'allenatore, Questo che sia chiaro, ragazzi. Perché se no è troppo semplice a questo punto del fine campionato e dire ma è stata colpa dell'allenatore, ma è stata...
è stata anche colpa dei giocatori, voglio, perché non penso che in 6 mesi, in 3 mesi sono diventati tutti scarsi. Non credo, non penso. Me lo auguro per il prossimo nuovo allenatore del Napoli. Aggiunge Nicolò Scira, è pronto a partire a fine stagione, nonostante il suo contratto scada nel 2028. 3,5 milioni all'anno, mentre Kvara ne piglia 1 e 1,1 forse se ci arriva. Considera finita la sua esperienza con il Napoli. Alcuni club italiani lo stanno monitorando, fra cui l'Inter e la Juventus. Io sinceramente voglio sono sincero e ve l'ho già detto, vuoi andare via, vai. Stessa cosa vale per Meret, perché anche questa cosa vale per Meret. Addirittura tutto il mercato web parla di un possibile scambio con il portiere del Bologna per fare da Chioccia poi a Caprile, che dovrebbe entrare a far parte del gruppo Napoli la prossima stagione. Meret, anche te, sono anni che stai rompendo i coglioni, voglio andare via, voglio andare via, voglio andare via, ma caso strano succede tutto dopo una stagione così disastrosa. Nessuno di voi vuole dimostrare che questa stagione passata è stata una stagione transitoria. Nessuno vuole dimostrare il vero valore che c'è in campo. Come volete scappare tutti da Napoli ora? Mo che le cose non vanno bene, volete tutti scappare. Però l'anno scorso siete stati portati tutti in gloria. Quest'anno però, no, quest'anno voglio andare via. Quell'altro vuole andare al City, quell'altro vuole andare al Paris Saint-Germain, quell'altro vuole andare alla Juventus, quell'altro vuole andare all'Inter, quell'altro al Milan. Bene, caro Manna, hai pieni poteri. Liberati e liberaci da tutta questa gente che non vuole vestire la maglia del Napoli. Chi non vuole vestire la maglia del Napoli, lì è la porta e lì li mandi a casa. Io l'ho detto, se vuoi ripartire, riparti da soli 2 giocatori, Lobotka e Kvara. Si è parlato anche di Kvara, di calciomercato. Kvara c'è un interesse del Paris Saint-Germain e lo sappiamo, ma finché questi soldi non arrivano, Kvara rimarrà a Napoli. Si parla del rinnovo e parliamo di questo rinnovo, ragazzi, prima o poi il rinnovo arriverà. A fine campionato Manna parlerà con il suo procuratore per vedere il da farsi. Anche Kvara c'ha altri 3 anni se non sbaglio di contratto, quindi staremo a vedere. Però ve l'ho detto, caro Di Lorenzo, ti sei rotti i coglioni di stare a Napoli, posa la fascia e dalla a qualcun altro. A qualcun altro forse che il futuro del Napoli ci tiene. Non lo so chi, o Kvara o Lobotka, però togliti quella fascia. Si può andare alla Juventus. Detto questo, iscriviti al canale, sempre e comunque Forza Napoli. Ciao!